che un grande capo deve essere in grado, prima di tutto, di vedere quali erano le risultanze. Perché, caro Salvini, non hai tenuto conto che 300-400 deputati che prendono 17-18 mila euro al mese avrebbero venduto tutto quanto pur di rimanere assentati su quegli scranni dorati. E poi non hai capito che le tue affermazioni, voglio tutto il potere mio, non voglio restare da soli, contrasta con quel proverbio dei miei vecchi che dicevano «Cinque schei demona sta sempre in bene». E vedi, poi dico questo, quando un capo sbaglia deve pagare e io credo che Salvini dovrà pagare, ma questo lo devono dire tutti coloro che si sono messi ad angolo retto attorno a Salvini. E a Paolo Gobbo devo dire una cosa. Tu hai detto ma nessuno deve sputare su Salvini perché ha portato la Lega dal 3% al 30%. Adesso qual è il risultato? Cosa dici adesso?